Nel 2023 molte famiglie dell'ULSS 3 Serenissima hanno dovuto pagare di tasca propria l'intera retta per le case di riposo. Il motivo è la mancanza di residenzialità finanziate. Questo emerge da una ricerca condotta da FNP CISL Venezia, che mostra la difficoltà di molte famiglie nel saldare la quota mensile. La situazione sembra essere peggiorata a luglio, quando molte persone hanno dovuto pagare l'intero costo del ricovero anziché una parte finanziata dalla Regione Veneto. Inoltre c'è uno squilibrio tra le strutture private e quelle pubbliche, con costi più alti per le prime. Nonostante un aumento di risorse messe a disposizione nel 2024, la situazione non sembra migliorare. Il finanziamento regionale per la residenzialità per i non autosufficienti nell'ULSS 3 Serenissima per il 2024 è di oltre 88.000 euro, in aumento rispetto al 2023. Tuttavia potrebbe non essere sufficiente a coprire il fabbisogno, come indicano le stime FNP di CISL Venezia. Ciò potrebbe portare molte persone a dover pagare l'intera retta delle case di riposo, con un costo più elevato per le strutture private rispetto a quelle pubbliche. Le famiglie sono quindi costrette a sostenere delle spese aggiuntive, mettendo a dura prova la loro situazione economica. FNP CISL Venezia sollecita interventi urgenti da parte della Regione, suggerendo l'istituzione di un contributo aggiuntivo basato sui parametri ISAE per aiutare le famiglie in difficoltà. Sono necessari nuovi modelli che riducano l'onere finanziario sulle famiglie e la collaborazione di tutti per trovare soluzioni appropriate. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.